Buona giornata e ben ritrovati in questo giovedì 18 agosto, qui su Rete Veneta fino alle 13:30 con la nostra informazione, i nostri collegamenti, ne avremo molti oggi in questa puntata. È in corso in località Mirabella di Breganze un incendio in un'abitazione di cui ci daranno conto tra poco i nostri inviati della troupe partiti questa mattina. C'è il maltempo con forti piogge, acquazzoni, temporali che hanno interessato parte del territorio regionale intorno all'alba questa mattina, ma anche a metà di questa mattinata. Altre piogge intense sono attese nel corso delle prossime ore un po' su tutto il territorio, con un'allerta meteo per la criticità idrogeologica che riguarda tutto il territorio, non solo il nord Italia ma anche parte del centro d'Italia. C'è ovviamente la cronaca in apertura, la morte dell'avvocato Nicolò Ghedini, aveva 62 anni, risiedeva a Santa Maria di Sale, proprio con la località in provincia di Venezia. Ci collegheremo tra poco per le prime reazioni appunto di questa morte, non improvvisa purtroppo, perché Ghedini era malato da un po' di tempo. C'è appunto, come detto, molta cronaca, anche qualche curiosità dal territorio. Ma apriamo appunto con il meteo, l'allerta arancione fino alle 14 di domani per il passaggio di una perturbazione che sta portando temporali localmente intensi. Le zone dove sono previsti quantitativi di pioggia più abbondanti sono le prealpi, la zona pedemontana e la pianura centro-occidentale. L'aumento delle instabilità appunto già da ieri, con rovesci temporali sparsi e la successiva estensione nel corso della notte appena passata. Il tempo sarà ancora instabile, a tratti perturbato, con frequenti precipitazioni e come detto fenomeni intensi, rovesci, raffiche di vento e anche possibili grandinate. Seguiremo l'evoluzione ovviamente anche nel pomeriggio e dandovene conto nei notiziari di questa sera. Intanto violenti temporali sono già abbattuti sul Vicentino, con interventi dei vigili del fuoco per rimuovere dalle strade alcuni alberi caduti. Maltempo violento. Forti temporali attraversano il Vicentino, rovesci intensi con forti raffiche di vento che hanno abbattuto alcuni alberi caduti in strada. Per rimuoverli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che dalle 9 di ieri sera fino alle 11 sono entrati in azione a Brendola, in via Cavour e in via Madonna dei Prati. A Sarego i pompieri sono intervenuti per liberare la strada in via Meledo Alto, mentre a Noventa Vicentina una squadra ha ripristinato la viabilità in via Masenello. Passata la prima linea di instabilità, anche oggi i temporali continueranno a segnare questa giornata, con le temperature in netto calo rispetto all'afa dei giorni scorsi. Differenza nettissima invece rispetto al sud Italia, dove anche in questi giorni, in queste ore, si stanno toccando i 40 gradi. Questa settimana è stata molto difficile per la zona della sinistra Piave. Nella notte tra sabato e domenica scorsa sono morti 4 giovanissimi, tutti sotto i 20 anni. Ebbene, sono state fissate le date dei funerali, si svolgeranno tra oggi e sabato, 4 cerimonie separate, ma in tutti i comuni dove i giovani risiedevano sarà proclamato il lutto cittadino. Per i ragazzi morti nell'incidente di Godega Sant'Urbano, questa sera una veglia allo stadio di Cordignano. Davanti alle epigrafi esposte stamane la gente si ferma e rimane attonita. 4 giovani vite spezzate nel fiore degli anni. Gli sguardi in rispettoso silenzio leggono che i 4 amici saranno ricordati grazie all'accordo di famiglie, comuni e parrocchie, tutti insieme giovedì alle 20:30 nello stadio di Cordignano, per una celebrazione alla quale prenderà parte anche il vescovo Corrado Pizziolo. Domani abbiamo organizzato con i comuni colpiti da questa grande tragedia, quindi con i comuni di Orsago, Godega e Caneva, e con la parrocchia, con le relative parrocchie, un momento di preghiera, un momento di ricordo per questi sfortunati ragazzi. Si stanno ultimando i preparativi per la veglia allo stadio di via de Coubertin ed è prevista una grande partecipazione. Ci sarà nel momento di preghiera allo stadio? Sì, domani sera ci vado, sì, perché è una cosa insomma
Non da poco 4 giovani che insomma hanno perso la vita così. Allo stadio per condividere un momento di preghiera con le famiglie, gli amici, i parenti e tutte le persone che vorranno ricordare i 4 ragazzi. E poi ci sarà data la possibilità ad amici, familiari, a chi è più vicino insomma, a questi ragazzi di poter portare un ricordo, ricordare la persona che purtroppo non c'è più. Giovedì, lo stesso giorno della veglia, sarà dato l'ultimo saluto a Xuliano Chellici con rito musulmano presso la sua abitazione. Venerdì ci saranno 2 funerali. Alle 10:30 nella chiesa arcipretale di Cordignano verrà celebrato il funerale di Daniele De Re. Nel pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Stevanà si terrà quello di Marco Darè. L'ultimo saluto a Daniele Ortolan è invece fissato per sabato pomeriggio alle 16, ancora nella chiesa di Cordignano. Giorni ed orari diversi per permettere agli amici di partecipare a tutte le cerimonie. Daniele Ortolan, Daniele De Re e Xuliano Chellici verranno sepolti nel cimitero di Cordignano, vicini fra loro come negli ultimi istanti di vita. I familiari di Marco Da Re hanno deciso di tenerlo vicino a loro dopo la cremazione. Pagina tragica dunque questa, ma ce n'è stata un'altra per la quale non c'è ancora nessuna risposta, in particolare dall'autopsia eseguita sul corpo del 20enne trovato morto nella casa di un amico a Padova nel pomeriggio di Ferragosto. Non ha risposto alle domande sulle cause della morte di Massimiliano Segala, l'autopsia eseguita ieri pomeriggio sul corpo dello sfortunato 20enne trovato senza vita nel pomeriggio di Ferragosto nella casa di un amico di Città Giardino a Padova. Accanto al suo corpo gli investigatori della polizia hanno recuperato 2 blister di un potente ansiolitico oltre a una sigaretta elettronica e proprio il sospetto che a causare il decesso possa essere un mix di farmaci e sostanze stupefacenti ha portato Marco Brusegani, il PM titolare dell'indagine, ad aprire un'inchiesta a carico di ignoti. Qualche prima risposta alle domande degli inquirenti potrebbe arrivare dai risultati degli esami tossicologici di rito eseguiti durante l'autopsia. Nel frattempo la polizia sta sentendo i familiari e gli amici con cui è trascorso la giornata di Ferragosto ed eseguirà accertamenti tecnici sullo smartphone del giovane. Restiamo nel Padovano perché un commerciante proprio originario della provincia di Padova è morto a Porto Ercole dopo essersi tuffato in mare per aiutare padre e figlio in difficoltà. Si è tuffato in acqua per aiutare 2 bagnanti in difficoltà a causa del mare mosso, ma una volta risalito sulla spiaggia ha accusato un malore ed è morto. La tragedia a Porto Ercole, località di mare sull'Argentario in Toscana. La vittima è Andrea Zanella, padovano di 68 anni, noto in città per essere il titolare di uno dei negozi storici del centro di Padova, Pineider di via Zabarella. Il commerciante era in vacanza con la moglie, vedendo padre e figlio in difficoltà è corso in mare per aiutarli, ma poi si è sentito male. Nonostante i soccorsi del 118, il 68enne padovano è morto. La moglie sotto shock è stata ricoverata ad Orbetello. La morte di Andrea Zanella ha sconvolto il mondo del commercio padovano. Iscritto ad Ascom e presidente di Borgo Altinate, Zanella era molto attivo per sostenere le attività del centro storico. Sono addolorato per la perdita di un amico e di un compagno di tante battaglie per valorizzare Borgo Altinate e i suoi negozi, ci ha detto al telefono il presidente di Ascom Veneto, Patrizio Bertin. Andrea Zanella ha dimostrato la sua generosità fino alla fine, tuffandosi senza esitazione per prestare soccorso a 2 persone in difficoltà. Ancora cronaca, ha scattato foto a luci rosse con la figlia di 5 anni, pubblicandole poi su un sito internet per pedofili. L'uomo, un 38enne trevigiano, è stato identificato e immediatamente allontanato dai figli. È stato incastrato dalla foto che ha postato su un sito per pedofili. Nell'immagine il padre, 38 anni, trevigiano, con i box con disegni geometrici in bianco e nero calati, mentre si sta facendo toccare dalla figlia di 5 anni. La piccola con una felpa delle Winx. È stata la polizia postale durante un'indagine sulla pedopornografia a scoprire quanto accadeva tra le mura di una casa nella Marca trevigiana. Gli accertamenti, i controlli e l'amara verità. Gli agenti si sono presentati a casa dell'uomo, separato dalla moglie. Nell'abitazione
dell'operazione hanno trovato gli stessi boxer, medesima marca, nel cellulare dell'uomo la foto che lui stesso aveva scattato. Sotto shock è la moglie, che conferma che nei giorni della foto la piccola si trovava con il padre e consegna quella felpa ritratta nelle immagini a luci rosse. Per lui scatta immediatamente il provvedimento di allontanamento dai figli. La piccola ha un fratello più grande. Inizierà presto il procedimento penale. Ancora cronaca tra poco, perché ci stiamo per collegare con Breganze, dove da alcune ore sta bruciando un'abitazione. Tra poco saremo in grado di collegarci appunto con Ferdinando Garavello, ma poi anche con Santa Maria di Sala per la morte dell'avvocato Niccolò Ghedini, ma c'è ancora tantissimo altro da raccontare dal nostro territorio. A tra poco. Ancora buona giornata, ben ritrovati in Focus TG. Dunque ampia pagina di cronaca, come purtroppo spesso succede dal nostro territorio, e vi raccontiamo nel prossimo servizio questi attimi di caos al pronto soccorso di Cittadella con l'intervento dei carabinieri. Nottata più che agitata quella del 17 agosto all'ospedale di Cittadella, dove sono dovuti intervenire i carabinieri del radiomobile per mettere fine al parapiglia creato da un 52enne di San Martino di Lupari. L'uomo, in evidente stato di alterazione a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche, per evitare il controllo medico aveva iniziato a danneggiare i mobili della sala d'attesa del pronto soccorso, tra i timori del personale presente. Provvidenziale l'intervento dei militari, che dopo aver bloccato il 52enne lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio. Altri attimi di tensione invece a Conegliano, in provincia di Treviso, nei pressi della stazione ferroviaria. Aveva tentato di rubare degli occhiali da sole da un supermercato cittadino dove aveva bevuto anche alcune bibite. È stato scoperto da un addetto alla vigilanza. Non aveva esitato a spintonare l'uomo facendolo cadere a terra e procurandogli lesioni medicate al pronto soccorso. I fatti erano accaduti a novembre 2019, ma nelle scorse ore i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso a carico di un 41enne ghanese che per quel fatto deve scontare 1 anno e 4 mesi di pena. I reati che gli sono stati contestati sono rapina e lesioni. L'arrestato è ora nel carcere di Santa Bona a Treviso. Restiamo nel Trevigiano per una furibonda lite tra vicini di casa, denunciato un 79enne che prima ha brandito un'accetta per minacciando poi anche di avere una pistola. Ha utilizzato alcuni prodotti antiparassitari sulla siepe del giardino di casa, ma mai un 62enne si sarebbe aspettato una reazione tanto violenta da parte del vicino, 79 anni, che è uscito dalla sua abitazione accusandolo di aver invaso anche il suo spazio con i vapori di quanto spruzzato. Ne è scaturita un'accesa lite. È accaduto nella zona nord di Treviso, ma poi la discussione è degenerata, tanto che è dovuta intervenire una gazzella dei carabinieri di Vittorio Veneto. Il 79enne, contrariato e arrabbiato, ha iniziato a minacciare il vicino di casa, brandendo anche un'accetta facendo parte del suo kit da giardinaggio. Poi, non contento, ha detto "ti sparo", frase che ha allarmato il 62enne. Immediata la chiamata al 112. Una volta sul posto, i carabinieri hanno scoperto che l'anziano deteneva in casa una scacciacani priva di tappo rosso. La pistola e l'accetta sono state poi sequestrate. Per il 79enne incensurato invece è scattata la denuncia per minaccia aggravata. Dunque, come abbiamo detto in apertura e come avrete probabilmente letto, sentito già da ieri sera, c'è un grande lutto nel mondo della politica italiana. All'età di 62 anni si è spento Niccolò Ghedini, avvocato padovano, avvocato anche e soprattutto di Silvio Berlusconi, esponente di spicco di Forza Italia. Da un anno lottava contro la leucemia. Ci ha lasciato il nostro Niccolò, non ci sembra possibile, ma purtroppo è così. 3 giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Addio, ciao, per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio, Silvio Berlusconi. È il cavaliere Silvio Berlusconi a salutare per primo sui social Niccolò Ghedini, 62 anni, padovano, il senatore e difensore di Silvio Berlusconi, è morto a Milano all'ospedale San Raffaele, dove lottava contro le complicazioni di un trapianto di midollo per curare una grave forma di leucemia.
Quasi un fulmine a ciel sereno che in una notte di agosto ha suscitato immediato cordoglio. Tra le prime voci, quella di Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, esponente di spicco di Forza Italia. Caro Niccolò, amico di sempre, delle battaglie politiche come dell'impegno a favore della nostra amata Padova. Ho un grande dolore, mi mancherai profondamente, come amico che ho sempre amato con la testa oltre che con il cuore, come collega. Non ti dimenticherò mai. Accanto al cordoglio di Forza Italia, di Antonio Tajani, di tutta la comunità politica italiana, il saluto e l'omaggio del Veneto con il presidente Luca Zaia. A Padova, travolto da telefonate, attestazioni di stima e affetto, lo studio di via Altinate che Ghedini condivideva con il collega e amico Piero Longo e le sorelle Nicoletta e Luisa Ippolita. Così il sindaco Sergio Giordani a nome della città. Sono molto addolorato per la scomparsa di Niccolò Ghedini. Ai familiari, agli amici e anche al suo partito Forza Italia rivolgo sincere condoglianze. Stanno arrivando moltissime testimonianze, moltissimi messaggi di cordoglio, e allora per altre testimonianze e per un racconto di quanto sta succedendo, delle reazioni che ci sono a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, dove Ghedini aveva casa, ci colleghiamo proprio con la località veneziana, con Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Mirko e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Noi ci troviamo appunto qui in via Rivale 55 a Santa Maria di Sala, nella villa alle nostre spalle dove Niccolò Ghedini, l'avvocato Niccolò Ghedini, usava ritrovarsi insieme alla famiglia, con la moglie e i figli, soprattutto nel fine settimana. Così dal ricordo anche del primo cittadino di Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi, oltretutto collega di Niccolò Ghedini, visto che racconta lei stessa nell'intervista che manderemo in onda nel corso del telegiornale della sera, ha avuto anche i suoi inizi proprio con Niccolò Ghedini come punto di riferimento, ci racconta, non soltanto per lei ma anche per tutta l'avvocatura dello Stato italiano nel momento in cui Niccolò Ghedini è stato illegale ha preso parte a numerosi processi importanti della storia dell'avvocatura dello Stato italiano. Ne ricordiamo uno su tutti, il famoso processo Ludwig, per poi diventare, come è noto, l'avvocato, uno degli avvocati storici di Silvio Berlusconi insieme all'avvocato Longhi, ed è stato, lo ricordiamo, anche colui che è stata l'anima fondatrice di Forza Italia. Se n'è andato a 62 anni dopo aver combattuto a lungo per una malattia, la leucemia, per la quale si era sottoposto anche mesi fa al trapianto di midollo. E lo ricorda e il cordoglio anche in Consiglio regionale da parte di Elisa Venturini, capogruppo in Consiglio regionale Veneto di Forza Italia. Abbiamo poco fa suonato anche qui al portone, cioè per capire se ci fossero presenti alcuni dei familiari, e ci ha aperto una persona a cui abbiamo naturalmente esteso il nostro cordoglio per la prematura scomparsa, dicendoci che al momento in casa non c'è nessuno se non i cani, come abbiamo sentito dal latrare poco fa, che avvertono la nostra presenza, anche avvisati dall'accendersi della telecamera crepuscolare. E nel servizio di Chiara Gaiani, che ci ha anticipato, abbiamo sentito un po', abbiamo raccolto il cordoglio di tutto il mondo della politica listato oggi a lutto. Nel prossimo servizio vediamo il ritratto di Niccolò Ghedini e poi la linea può tornare allo studio. Stiamo entrando dentro il tribunale. Lo chiede l'avvocato Franchini. Tribunale di Venezia, giugno 2014. Nel piano del processo Mose, Niccolò Ghedini non si concede ai giornalisti mentre entra in aula come difensore dell'ex doge del Veneto Giancarlo Galan. Una vita divisa tra le aule di tribunale, il difensore con la D maiuscola di Silvio Berlusconi, una vita dedicata alla politica con un seggio in Parlamento tra Camera e Senato dal 2001 in Forza Italia, una vita trascorsa in Veneto tra Padova nel
nello studio legale dove aveva mosso i primi passi accanto al già affermato avvocato Piero Longo, e Santa Maria di Sala, la sua residenza di campagna. All'età di 62 anni è morto in un anomalo agosto di campagna elettorale Niccolò Ghedini, un principe del foro dai modi eleganti che 5 anni fa era stato eletto senatore nel collegio uninominale 6 Bassano del Grappa, e così parlava di flat tax. Le risorse si troveranno dalle meno tasse. Veda, è uscito anche recentemente un saggio della cosiddetta flat tax, cioè della tassa piatta bassa, sì, che in alcuni paesi dove sperimentata ha provocato un aumento del gettito fino al 40%. Una vita in Forza Italia, di cui fu coordinatore veneto e di cui assunse le redini a livello nazionale nel 2016. Una vita dedicata alla giustizia, una vita in difesa di Silvio Berlusconi, di cui parlava così ai nostri microfoni nel gennaio 2013. Io credo che ancora oggi, se uno dovesse decidere a chi affidare i propri risparmi tra Monti, tra Bersani e Berlusconi, non potrebbe che scegliere Berlusconi. Ringraziamo ancora Anna Maria Parisi con Simone Merlo che ci hanno consentito appunto questa testimonianza, questo sguardo anche discreto sulla abitazione in terraferma a Santa Maria di Sala di Niccolò Ghedini. Restiamo alla cronaca prima di collegarci con Breganze per l'incendio. È finita tragicamente l'uscita sul Monte Cengio di un escursionista. L'uomo non aveva fatto rientro a casa, è stato trovato morto dai soccorritori. Cogollo del Cengio. Un uomo di 55 anni di Due Ville è stato trovato morto da una squadra del soccorso alpino alla base di una parete di roccia del Monte Cengio. A lanciare l'allarme al 118 ieri nel tardo pomeriggio la moglie, che non aveva visto il coniuge fare rientro a casa dopo l'escursione. Immediatamente è scattata la ricerca delle squadre del soccorso alpino di Arsiero, che con i vigili del fuoco verso l'una hanno rintracciato l'auto dello scomparso, parcheggiata nei pressi del rifugio El Granatiere sul Monte Cengio. Fondamentale la localizzazione telematica del cellulare del 55enne. 4 squadre di soccorritori si sono organizzate a perlustrare l'area così circoscritta. Verso le 3:30 sono stati rinvenuti alcuni effetti personali che hanno poi ricondotto i volontari a trovare il corpo senza vita dell'uomo. Solo verso le 6 il cadavere è stato imbarellato e affidato ai servizi funebri dopo aver ottenuto il nulla osta dal magistrato a rimuoverlo. Dicevamo di questo incendio stamattina nel nostro consueto giro di telefonate, il giro di Nera, si chiama giro di cronaca. Ci aspettavamo dopo le piogge della notte e del mattino qualche intervento per allagamenti, invece ci siamo trovati di fronte a un incendio. Allora ci colleghiamo con località Mirabella di Breganze con Ferdinando Garavello. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo a Mirabella di Breganze, una frazione qui immersa nelle campagne della Pedemontana. Da questa mattina sta bruciando questa villa, la villa che vedete alle nostre spalle, è una villa del 700, una struttura bellissima che sta andando a fuoco. Le cause non sono ancora note, ci sono i vigili del fuoco sul posto, si vede un denso fumo che ha cambiato colore poco fa, è diventato molto più scuro, quindi pare che possa aver aggredito anche alcune strutture all'interno della villa. Brucia da questa mattina alle 7:30, ci dicono i residenti, le persone qui del posto che hanno visto il primo fumo proprio salire dalla villa. È in proprietà privata, quindi non si può entrare in questo momento. Vedremo poi se riusciremo a recuperare qualche immagine più da vicino. La situazione comunque in questo momento sembra essere davvero drammatica. I danni sono sicuramente già ingenti, ma ovviamente ne sapremo di più nel corso della giornata. Qui c'è tantissima gente che si è assiepata per vedere cosa sta succedendo. Abbiamo cercato di parlare anche con il sindaco, che purtroppo non è qui in questo momento. Alcuni dicono che ci sia già stato un incendio qualche tempo fa, ma insomma è tutto ancora in via di definizione. Quello che è certo è che la villa, detta Villa Finozzi, qui di Mirabella di Breganze, sta bruciando da questa mattina e cercheremo poi di avere altre informazioni per aggiornarvi nel corso della nostra informazione. Vi cedo la linea. Grazie Ferdinando, ovviamente fino alle 13:30 se ci fossero altri aggiornamenti, e poi sicuramente nell'edizione di questa sera del TG Bassano alle 18:50. 12:26 minuti, tempo di fare un'altra pausa pubblicitaria. State con noi, a tra poco.
Un'altra ora insieme qui su Rete Veneta in Focus TG per raccontare il nostro territorio, la cronaca, le notizie, gli aggiornamenti, insomma ne abbiamo avuti anche in tempo reale pochi minuti fa con questo incendio in questa villa settecentesca di località Mirabella di Breganze in provincia di Vicenza. Parliamo di West Nile virus, ci sono ulteriori aggiornamenti, i numeri rimangono piccoli ma continuano a crescere. In particolare in provincia di Padova, dove è stato registrato anche un nuovo caso di vaiolo delle scimmie. 31 nuovi casi di persone contagiate dal virus West Nile in una settimana, ma dopo Ferragosto il bollettino è stato nuovamente aggiornato. Nella giornata di oggi abbiamo però già registrato altri 4 casi, si va ad aggiungere una forma invasiva in più e altre 3 sono forme febbrili. La situazione quindi complessivamente si porta a essere a 116, è un numero importante anche perché nell'ultima annualità, il 2018, in cui c'erano stati numerosi casi nel Veneto, in Italia, in particolare a Padova, si è arrivati a 95. Il primo caso nel 2018 è venuto il giorno di Ferragosto, quindi la situazione adesso porta, per motivi climatici prevalentemente, ad aver anticipato di molto i casi di positività, anche purtroppo quelli gravi. La situazione, secondo i responsabili dell'USL 6, azienda ospedaliera, è sotto controllo, nonostante in queste settimane i ricoveri in terapia intensiva per positività al West Nile abbiano superato quelli per Covid. I casi in totale sono 116, di cui 58 sono forme neuroinvasive con encefaliti, 39 con febbre, 10 apiretiche e 4 asintomatiche. Si tratta di casi sparsi tra città e province, non di focolai, che per essere considerati tali devono contare 2 contagi nel raggio di 2 chilometri. L'ultimo era stato registrato tra via Facciolati e il quartiere di Sant'Osvaldo, zona dove il comune di Padova aveva subito avviato un'operazione di disinfestazione con prodotti adulticidi. Ai privati il consiglio è quello di usare una volta al mese prodotti larvicidi nei tombini per evitare il proliferare delle zanzare, che sono il vettore del virus. Sul fronte vaiolo delle scimmie invece si è registrata una nuova positività che porta a 20 casi nella nostra provincia, dove c'è stata una buona risposta alla vaccinazione. Stiamo contattando le persone che hanno chiesto la vaccinazione sulla nostra casella di posta elettronica. In questo momento stiamo evadendo tutte le richieste pur utilizzando pienamente le dosi già arrivate, che ricordo non era un numero molto elevato, erano 60, e dovevamo all'interno di queste prevedere anche la seconda dose, che è prevista nell'arco di 28 giorni, quindi 4 settimane dalla prima dose. Ma sono previste molte più dosi nelle prossime settimane. Restiamo alla cronaca, anzi torniamo alla cronaca con una notizia appena arrivata dai carabinieri di Thiene. Una banda di ladri che rapinava e razziava anziani residenti nella zona del nord-est vicentino è stata individuata appunto dagli uomini dell'Arma di Thiene. Le 3 giovani donne, una 24enne, una 27enne, una 28enne, tutte di origini sinti, residenti nelle province di Rovigo, Venezia e Trento, sono finite nel mirino appunto degli investigatori. 17 i colpi accertati, 3 rapine e 14 furti, di cui 7 tentati, risalenti al periodo tra settembre 2020 e aprile 2021. Le giovani donne avevano preso di mira persone sole, in età avanzata, in molti casi disabili, residenti tra i comuni di Sarcedo, Marano, Zugliano, Chiuppano, Caldogno, Due Ville e Schio. Ancora cronaca dal Padovano, ancora carabinieri che hanno fatto un blitz in un appartamento in zona Sacro Cuore. Durante la perquisizione disposta dal pubblico ministero Andrea Zito, i militari dell'Arma hanno trovato 10 kg di marijuana, 2,5 kg di hashish, quasi 9.000 euro in contanti. Un 25enne incensurato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. L'indagine era partita dopo la segnalazione di continui via vai di giovani appunto nella zona del Sacro Cuore a Padova. Più volte questi giovani erano stati controllati e trovati in possesso di piccoli quantitativi di droga. Una volta individuata l'abitazione dello spacciatore è scattata la perquisizione e poi anche il sequestro. Sono invece ancora in corso le indagini per identificare il soggetto che la sera di Ferragosto ha travolto 2 ragazze, una delle quali minorenne,
che stavano camminando lungo la statale che collega Limana a Belluno. Secondo una prima ricostruzione, l'automobile ha urtato le due ragazze scaraventandole nel fosso a lato della strada per poi darsi alla fuga. Fortunatamente le due giovani, dapprima soccorse e trasportate all'ospedale di Belluno, sono state dimesse con prognosi non gravi. Sul luogo non c'erano testimoni e le ragazze non sono riuscite a identificare l'auto che le ha colpite. Sul posto sono stati rinvenuti alcuni detriti di vetro a seguito dell'impatto, potrebbero rivelarsi fondamentali per l'esito delle indagini. Ne abbiamo parlato anche ieri di questa bravata che costerà cara anche economicamente a due australiani che si sono messi a surfare con una tavola moderna, appunto, che viene comandata da un telecomando che si tiene in mano, una tavola da surf lungo il Canal Grande a Venezia. Il sindaco Brugnaro annuncia punizioni come meritano. Grazie al lavoro della Polizia Municipale e del sistema di videosorveglianza sono stati individuati in tempo record i due protagonisti delle corse col surf elettrico questa mattina lungo il Canal Grande. L'ha annunciato sui social il sindaco Brugnaro. A proposito dei due eroi di stamane, si legge, li abbiamo individuati. Le due tavole sono già state sequestrate e fra poco, senza ulteriori dettagli, i responsabili saranno tra le nostre braccia. Verranno denunciati come meritano. Nelle ore precedenti, però, lo stesso sindaco aveva scritto un altro post corredato dal video divenuto virale sul web dei due che surfavano, lanciando anche un appello. Ecco i due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della città, si legge. Chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli, anche se le nostre armi sono davvero spuntate, servono urgentemente più poteri ai sindaci in tema di sicurezza pubblica. A chi li individua offro una cena, aveva scritto. Sostenuto anche dal sindaco di Gallio, a sua volta disposto a offrire una cena a chi li trovasse. Mi associo a Brugnaro nel compartecipare appunto a pagare la cena o il pranzo a chi magari riuscirà a segnalare e ad individuare questi soggetti. Io sono d'accordo con Brugnaro e anche qui purtroppo ogni anno registriamo casi di maleducazione dilagante. Io dico sempre, la mamma degli imbecilli è sempre incinta purtroppo. Peccato che nessuno abbia potuto godere di una cena offerta da uno dei due sindaci. Restiamo in zona del litorale perché un ragazzo di 16 anni di Oderzo è stato ricoverato all'ospedale di Mestre per le gravi conseguenze riportate dopo un tuffo a Caorle. Nelle ore scorse gli specialisti dell'ospedale dell'Angelo l'hanno operato per lenire gli importanti traumi alla colonna vertebrale. Ora il giovane è in prognosi riservata. Il ragazzo è stato protagonista di una brutta caduta nell'acqua bassa ed è andato a sbattere violentemente contro il fondale. Da subito si è capito che la situazione era grave, non sentiva più la sensibilità alle gambe e alle braccia, è stato soccorso dai sanitari e portato appunto in codice rosso a Mestre. Ora bisogna aspettare le prossime ore per l'evoluzione del quadro clinico. Degrado a Venezia, come abbiamo visto con queste bravate in Canal Grande, degrado anche a Vicenza, dove il sindaco ha vietato lo stazionamento sulle gradinate di Palazzo Chiericati. Vietato sedersi. Piazza Matteotti è un teatro della grande bellezza, ma le scalinate di Palazzo Chiericati non sono la platea dove accomodarsi per apprezzare il panorama artistico e culturale di Vicenza. Il sindaco Francesco Rucco firma l'ordinanza antidegrado che fino al 31 dicembre vieta a turisti, studenti e cittadini di stazionare nel sottoportico e sulla scalinata di Palazzo Chiericati, ma anche a Ponte San Michele e lungo i portici di Monteberico. Abbiamo deciso di rinnovare e prorogare l'ordinanza che vieta il bivacco e lo stazionamento in alcune zone della città perché devono essere tutelate, quindi Palazzo Chiericati, Motton San Lorenzo, la scalinata e in particolare poi la zona di Ponte San Michele erano state zone teatro di sacche di degrado che stiamo cercando di contenere. Da dicembre del 2021 a fine luglio, in 8 mesi, la Polizia Locale di Vicenza in Piazza Matteotti e Palazzo Chiericati ha effettuato 271 controlli, contestando 448 bivacchi, consumo di bevande alcoliche e accattonaggio molesto. Nello stesso periodo a Ponte San Michele sono stati segnalati dai residenti schiamazzi notturni e sporcizia abbandonata da gruppi di giovani che bevono, mentre lungo i portici di Monteberico ci sono stati 8 controlli con 5 contestazioni per bivacco.
sul degrado tolleranza zero, nel rispetto però naturalmente delle regole che la legge ci consente di poter applicare. E intanto il questore di Vicenza ha deciso di chiudere l'attività di un disco bar in città dopo l'ennesimo pestaggio ai danni di un cliente. Un locale notturno di via Zamenhof è stato chiuso per i prossimi 10 giorni a seguito di un provvedimento del questore che ha ritenuto di sospendere la licenza a seguito di gravi problematiche di ordine e sicurezza pubblica. È l'epilogo, culminato nel pestaggio lo scorso fine settimana di un ragazzo straniero di 28 anni, aggredito alle spalle e picchiato da sconosciuti nel parcheggio del locale. È l'ennesimo grave episodio che ha turbato la tranquillità in questa zona nel corso dell'ultimo anno. Risse, aggressioni, schiamazzi, degrado urbano, musica ad alto volume sono state le segnalazioni più frequenti dai cittadini, verificate dai successivi controlli effettuati dalle diverse forze dell'ordine. Precedenti importanti che hanno convinto il questore ad adottare la misura più severa, finalizzata ad interrompere una situazione grave per l'ordine pubblico, a prescindere dal ruolo di eventuali responsabilità dei gestori. Restando alle attività della Polizia di Vicenza, il questore Paolo Sartori ha emesso altri provvedimenti dopo i controlli interforze nella zona cosiddetta del Quadrilatero, controllati 3 esercizi pubblici, 28 autoveicoli, 98 persone, di cui 48 stranieri e 33 con precedenti penali o di polizia. Sono stati emessi 2 avvisi orali per reati contro il patrimonio, 4 fogli di via nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, 2 decreti di allontanamento dal territorio nazionale e 4 revoche di permesso di soggiorno. Ne sapremo di più nel TG Vicenza di questa sera alle 19:15. È tempo adesso di un'altra pausa pubblicitaria. Focus TG tra poco. Ancora ben ritrovati in Focus TG su Rete Veneta. Apriamo un'altra finestra verso l'esterno che adesso Renzo Rigono con Alessandro Costacurta vi fanno vedere. Vi portiamo a Padova, ecco le cupole della Basilica del Santo. Con delle nuvole, non capisco se c'è pioggia, qui invece da noi sta piovendo abbastanza forte. Lo chiediamo a Chiara Gaiani con Federico Cibotto. Buongiorno Chiara. Buongiorno Mirko, buongiorno ai telespettatori. Ti confermo che anche a Padova sta piovendo, non è una pioggia torrenziale in questo momento, ma insomma abbiamo visto anche qualche saetta in questi minuti insomma, in cui ci siamo preparati il collegamento e anche qualche tuono. Decisamente non è il tempo che ci si aspetta il 18 agosto, ma altrettanto decisamente credo che nessuno qui si stia lamentando per la pioggia, tutt'altro la stiamo accogliendo grati, perché davvero in provincia di Padova sta piovendo anche in modo tutto sommato abbastanza tranquillo dalle verifiche che avevamo fatto in mattinata sul fronte della cronaca, ma continueremo ovviamente a seguire l'evoluzione di questa perturbazione che sappiamo sarà molto intensa nelle prossime ore. Ecco, noi vi abbiamo fatto vedere le cupole del Santo perché si stanno iniziando a tirare le prime somme della stagione turistica e anche di quanto è accaduto nel corso del 2022. La Regione ha diffuso i dati delle presenze su Padova e provincia e decisamente insomma li accogliamo con il sorriso. Chiedo al collega di fare un passo indietro perché sta iniziando a piovere di più, io ero esattamente sotto le gocce, quindi lo ringrazio, sono un po' più protetta, sto approfittando come tra l'altro stanno facendo, non so se riusciamo a farvi vedere tantissimi turisti che sono appunto in città in questo momento. Padova è città di portici e i portici sono davvero forse la zona in questo momento più affollata di tutta la città. Vi confermo che sta iniziando proprio orora a diluviare nella città di Padova, ma torniamo a parlare di turisti. Padova ha visto nel maggio del 2022 181.000 presenze, 23.000 in più rispetto a quanto era accaduto in epoca pre-Covid nel 2019, meglio addirittura ha fatto il centro termale per eccellenza, parliamo di Abano, dove i turisti in più sono stati addirittura 36.000, arrivando a toccare 229.200
visto presenze. Un turismo tra l'altro che è leggermente cambiato rispetto a quello che era abituato a vivere la città di Padova, perché le persone si fermano anche più a lungo, quindi anche più di una sola notte, questo sicuramente trainato dall'effetto Urbs Picta. Nel frattempo vi stiamo facendo vedere come le persone attraversino velocemente, perché davvero in questo momento sta piovendo molto forte qui e vi stavo dicendo effetto Urbs Picta. La Basilica del Santo è uno degli 8 siti che sono stati riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità per quanto riguarda gli affreschi medievali. Forse di scorcio si intravede anche dalla piazza l'Oratorio di San Giorgio, che è un altro di questi siti. Questo sta portando davvero in città moltissime persone, moltissimi turisti e moltissimi stranieri. Abbiamo acceso anche il faretto perché si sta aprendo proprio il cielo in questo momento, Mirko. Quindi, come ti dicevo, dei dati positivi, turisti stranieri che sono tornati anche ad Aban, dove è tornato un turista tradizionale come quello tedesco, ma si affacciano appunto anche là francesi, ce ne sono molti anche a Padova e turisti che arrivano da altre zone dell'Europa. Come vedi, il collegamento in diretta è bello perché stiamo cercando anche di proteggere l'attrezzatura con cui ci stavamo coprendo, quindi insomma un collegamento un po' dinamico e un po' particolare. Bene, questo, allora, Mirko. nelle volte scorse vi dovevo salvare dal sole troppo forte, adesso vi devo salvare dalla pioggia. Chiudiamo questo collegamento, do ai nostri telespettatori ma anche a te una notizia che magari potrà essere ripresa, perché la Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 220.000 euro per il Parco regionale dei Colli Euganei per attivare il piano delle attività per il contenimento e l'eradicazione degli ungulati, ovvero i cinghiali, questo in base alla legge regionale 30 del 2016. Ecco, questa è un'altra notizia dal Padovano, dove continua a piovere. Benedetta la pioggia, sorella acqua, avrebbe detto San Francesco e probabilmente anche Sant'Antonio, e quindi la lasciamo cadere, voi mettetevi al riparo e anche l'attrezzatura all'asciutto. Grazie a Chiara, grazie Federico, Mirko. buona giornata. Buona giornata. Quando si dice essere proprio sulla notizia, ecco, la pioggia l'attendevamo da mesi, insomma ben venga se arriva magari abbondante ma non violenta e non con problemi. Abbiamo già verificato in alcune località, a parte gli alberi caduti appunto a Vicenza di cui abbiamo detto prima, ma che si sta già verificando il problema delle foglie negli scarichi. Gli alberi sono andati avanti con foglie rinsecchite, già cadute, appunto tra luglio e agosto. Queste adesso stanno cadendo, quindi bisogna verificare eventuali ostruzioni proprio in questi minuti. Torniamo alla cronaca, torniamo in località balneare per un noleggio abusivo di ombrelloni, sdraio e carrellini al Lido di Venezia. Continua la piaga dell'abusivismo sulla spiaggia libera del Lido di Venezia, 800 metri di spiaggia d'accesso libero, compresa fra l'arenile in concessione a Venezia Spiagge e quello di fronte all'ex ospedale al mare, che ogni stagione si trasforma in terra di nessuno, dove si svolgono attività del tutto irregolari quali noleggio di ombrelloni, sdrai e carrellini, oltre al commercio abusivo di teli e asciugamani. Come si può vedere da queste immagini che alcuni residenti ci hanno inviato, la spiaggia è vittima anche del degrado e abbandono. Le dune si trasformano in camerini o veri alloggi notturni per i cosiddetti commercianti abusivi. A pagarne le conseguenze turisti ignari, forse confusi dalle tabelle difficilmente riconoscibili, dove sono scritti listini prezzi per accedere ai vari servizi offerti, tra cui l'utilizzo di bagni e docce. Nonostante i controlli effettuati dalle forze dell'ordine nelle scorse stagioni, le attività irregolari non sembrano avere tregua e per questo motivo bagnanti, turisti e residenti chiedono che venga trovata una soluzione anche drastica al più presto per scoraggiare l'insediamento di ambulanti improvvisati che vendono i più svariati prodotti o danno a noleggio ombrelloni e sdraio ai bagnanti occasionali. Intanto a Chioggia il sindaco Mauro Armelao chiede rinforzi per alcuni episodi anche violenti accaduti a Ferragosto.
Chioggia chiede l'intervento del prefetto Zappalorto contro la mala movida dopo un Ferragosto agitato, contraddistinto da risse, urla e litigi. Così, dopo Jesolo, anche la città clodiense chiede rinforzi, come ribadisce il sindaco Mauro Armellao in riferimento agli scorsi episodi violenti. Quello che si è verificato va oltre il normale divertimento. I residenti hanno ragione da vendere. Aggiunge anche che sono 3 le zone le quali necessitano di interventi in città, precisamente zona Capo Est, zona Piazzale Europa e alcuni punti del lungomare Adriatico. Nei giorni di Ferragosto c'erano le deroghe per prorogare l'orario della musica fino alle 3, ma dopo questo orario non è stato rispettato lo stop e neppure il diritto dei residenti e dei visitatori a godere del riposo e della quiete notturna, osserva Armelao. Torniamo al meteo, l'abbiamo visto in diretta dal Santo a Padova, vediamo proprio con l'occhio del radar dell'ARPAV la situazione in Veneto, questa perturbazione anche molto veloce che ha raggiunto il nostro territorio arrivando dall'Emilia Romagna e dalla Lombardia. Come ormai abbiamo imparato, le macchie rosse sono quelle più intense che appunto stanno cadendo. Verificheremo, speriamo di no, che ci siano problemi nel corso delle prossime ore. Tornano i furti agli anziani con la tecnica dell'abbraccio. Sabato mattina un uomo di 76 anni residente a Campalto sarebbe stato avvicinato da una ragazza sui 30 anni che avrebbe cercato di sfilargli il portafoglio mentre la figlia assisteva alla scena dalla finestra. Il furto non è andato a buon fine grazie alla prontezza dei riflessi della vittima. Mio padre, racconta la donna, era uscito verso le 10 per buttare la spazzatura, tornando indietro è stato avvicinato da una ragazza di bell'aspetto che l'ha circuito facendo finta di conoscerlo. Ciao, da quanto tempo mi riconosci? Gli avrebbe detto. Poi lo ha abbracciato provando a prendergli il portafoglio. Lui ha reagito, lei si è liberata dalla presa ed è fuggita nell'auto di un complice. Sul posto carabinieri e polizia che sarebbero poi riusciti a intercettare e inseguire la vettura per un certo tratto, ma alla fine i ladri hanno fatto perdere le proprie tracce. Ancora notizie, ancora dal veneziano, il compartimento di polizia ferroviaria per il Veneto ha intensificato i controlli in tutta la regione nelle stazioni dei treni durante il weekend di Ferragosto, controllate a 872 persone, 2 gli arresti per resistenza a violenza pubblica ufficiale e per aggravamento della misura del divieto di dimora nel comune, 9 gli indagati a vario titolo, 3 invece le sanzioni amministrative elevate per possesso di stupefacente per uso personale, ubriachezza molesta e per il mancato uso della mascherina a bordo treno, perché ricordiamo che sui treni, sui mezzi pubblici è ancora obbligatorio l'uso della mascherina. Apriamo una finestra sportiva perché sono concluse ieri le gare in vasca degli europei di nuoto, stanno iniziando, salvo rinvii per il maltempo, le gare in acque libere, poi ci sono i tuffi, ma davvero un'edizione trionfale. Thomas Ceccon, vicentino di Tiene, 4 ori, Margherita Panziera di Montebelluna, insomma sono tanti gli atleti veneti, tutti i nostri azzurri che hanno raccolto 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi appunto nella vasca del Foro Italico. Tra le atlete che hanno raccolto soddisfazioni c'è anche la cittadellese Ilaria Cusinato. Dopo l'oro nella staffetta nel 4% stile libero di Manuel Frigo, anche lui di Cittadella, è arrivato il bronzo nei 200 farfalla per Cusinato. Ancora una medaglia europea del nuoto da Roma a Cittadella, dove si festeggia il terzo posto di Ilaria Cusinato nella finalissima dei 200 farfalla. A postare soddisfatto una foto che lo ritrae con la cittadina anche il sindaco della città murata Luca Pierobon, accompagnato da un felice complimenti. 23 anni, la campionessa nata e formatasi nel centro nuoto di Cittadella ha fermato il cronometro su un tempo di 2 minuti e 0,777 a 97 centesimi dalla vincitrice, la bielorussa Lana Pudar. Si tratta della prima medaglia europea in vasca lunga per Ilaria Cusinato, che ha confessato di essere stata trascinata dall'entusiasmo e dalle grandi vittorie dei compagni di squadra, a partire dal vicentino Thomas Ceccon. Parliamo di terremoti, o meglio di rischio sismico. Si alza la fascia di classificazione per 186 comuni veneti, 76 di questi sono vicentini, ma c'è un problema con l'innalzamento
completamento degli approfondimenti urbanistici richiesti potrebbero andare a rilento infatti proprio i piani urbanistici e serve uno sblocco burocratico. Rischio sismico, innanzitutto un terremoto burocratico. In Veneto viene alzata la fascia di rischio per 186 comuni, di cui 76 vicentini, con un passaggio di zona da 3 a 2. Dalla A di Altissimo alla Z di Zugliano, compresi Vicenza e Bassano del Grappa, il 66,6% dei comuni vicentini viene classificato a un livello più alto di rischio sismico. Le conseguenze sono appunto innanzitutto burocratiche, visto che giustamente viene richiesto un innalzamento degli approfondimenti urbanistici evasi dal Genio Civile. Peccato che gli uffici del Genio Civile, a quanto pare, potrebbero contare su pochissimo personale, quindi siano quasi al collasso, e l'ufficio difesa del suolo della Regione Veneto, cui spetterebbe un altro fondamentale parere, avrebbe un organico di un solo dipendente. Il tutto a ricaduta finisce su privati e comuni. Se le pratiche di approfondimento urbanistico vengono evase lentamente, vanno di conseguenza a rilento anche i lavori per sistemare palazzi, centri urbani e piazze. Insomma, interventi immobiliari e piani urbanistici rischiano di andare a rilento, se non addirittura di saltare con relativi progetti e investimenti. Di qui l'interrogazione presentata dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Veneto, Giacomo Possamai. Qual è il problema? Il problema è che la Regione da un lato ha fatto questa riclassificazione sismica, un provvedimento giusto di protezione per i cittadini, e dall'altro però non ha dotato del personale il Genio Civile e la Regione stessa, i geologi che queste pratiche devono esaminare. E il risultato è che in questo momento ci sono centinaia di pratiche ferme, che rischiamo di perdere investimenti importanti, pubblici con il PNRR e privati di cittadini che vogliono investire. Questo perché la Regione non ha proceduto. Abbiamo presentato un'interrogazione per chiedere velocità, per chiedere di procedere immediatamente con le assunzioni e con uno sblocco burocratico, perché il rischio è veramente elevato. La Guardia di Finanza di Vicenza ha emesso 3 maximulte nei confronti di 3 locali per violazione delle norme igieniche e per avere dei lavoratori in nero. Maxi multa per 3 ristoranti. Le Fiamme Gialle di Vicenza e il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con le ULS 7 ed 8, avviano una collaborazione per una serie di ispezioni congiunte nei bar, nei ristoranti e nei locali notturni di tutto il Vicentino, quest'estate e in autunno. Ed è proprio durante queste attività che in un ristorante viene rilevata la presenza di una lavoratrice in nero, con conseguente maxi sanzione. 2 lavoratori stranieri in nero, di cui uno minorenne ma in età lavorativa, in un secondo locale. Anche in questo caso scatta una maxi multa. Analoga attività nei confronti di un ristorante a Chiampo. 3 lavoratori in nero e segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per la sospensione dell'attività imprenditoriale al titolare, al quale è stato contestato anche il pagamento delle retribuzioni in contanti invece di utilizzare i metodi obbligatori di tracciabilità, per cui è scattata un'ulteriore sanzione amministrativa. Prima dell'ultima pausa pubblicitaria una notizia appena arrivata. Questa mattina intorno alle 10:15 a Bassano del Grappa, in viale Vicenza, la pattuglia dei Carabinieri Nord, sezione radiomobile, è intervenuta su segnalazione di alcuni passanti, conducenti di veicoli, per i rilievi relativi a un incidente. È stato investito un pedone, un'autovettura, un Opel Meriva, condotta da un anziano, percorrendo appunto viale Vicenza verso Marostica Bassano, nei pressi di un bar, è andato a colpire con lo specchietto retrovisore destro il braccio destro di questo pedone che in quel momento stava completando l'attraversamento della carreggiata. Il pedone è stato trasportato per le cure all'ospedale San Bassiano. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi, sono in corso ulteriori accertamenti per altri approfondimenti. Breve pausa pubblicitaria, tra poco l'ultima parte di Focus TG.
Mentre qui imperversano anche tuoni, lampi e pioggia intensissima che sentiamo anche a finestre chiuse, ancora mezz'ora scarsa insieme fino alle 13:30 qui su Rete Veneta in Focus TG. Diamo conto ora del recupero, del salvataggio di un 47enne di Montebelluna, del figlio 13enne che ieri sera sono stati recuperati sul Col Visentin in provincia di Treviso. Un errore nello scegliere il sentiero, la perdita di orientamento, il panico e la stanchezza estrema. Sono state ore di angoscia per un 47enne di Montebelluna e per il figlio 13enne bloccati ieri sera sul Col Visentin a Belluno prima che gli uomini del soccorso alpino li individuassero e li portassero in salvo. Padre e figlio erano saliti ore prima in seggiovia dal piazzale del Nevegalla, arrivati a Rifugio Brigata per poi dirigersi all'agriturismo Faverghera. Da lì erano saliti sul Visentin e poi scesi verso Forcella Zoppei per poi proseguire la camminata. Qui però l'errore che poteva costare caro. Hanno sbagliato sentiero tanto da ritrovarsi in mezzo agli schianti di Vaia. La decisione è stata quella di tornare sui loro passi risalendo fino a Casere Zoppei. Ma il cammino di diverse ore li ha stremati, costringendoli a fermarsi. Fortunatamente il 47enne è riuscito a contattare il soccorso alpino. In un'ora circa una squadra li ha raggiunti in fuoristrada e dopo averli caricati a bordo li ha riportati alla loro macchina poco dopo le 21, sfiniti dalla fatica e sotto shock, ma salvi. Parliamo ora di viabilità e trasporti, cominciando dalla TAV, la linea ad alta velocità e capacità ferroviaria prevista anche a Vicenza. Ci sono proprio i fari puntati su questo attraversamento su cui si discute da anni. Il Comune è pronto ad analizzare il progetto definitivo per verificare che siano state rispettate le osservazioni fatte dal Consiglio Comunale e che questo progetto corrisponda con il preliminare. TAV, nome in codice di Treno Alta Velocità, un progetto che promette di cambiare faccia a Vicenza. Il Comune ha messo a disposizione dei cittadini nel suo portale online il dettaglio del secondo lotto, l'attraversamento della città fino a Torri di Quartesolo, un dossier con più di 2400 tavole. La situazione della TAV in questo momento è il deposito da parte di RFI e IRICAV del progetto definitivo che è stato curato all'interno degli uffici di IRICAV, che è il soggetto incaricato di sviluppare tutta la fase progettuale pagata da RFI. Stiamo in questo momento scaricando tutta la documentazione, parliamo di oltre 2400 tavole, quindi una documentazione molto copiosa che prevede peraltro un'analisi, un'istruttoria nelle prossime settimane da parte del Comune rispetto alla corrispondenza tra il progetto preliminare approvato nel Consiglio del 2017 all'epoca del Sindaco Variati rispetto al progetto definitivo. Non ci sono naturalmente stravolgimenti, queste sono le prime, ma delle sistemazioni progettuali necessarie su indicazioni anche di enti terzi come la soprintendenza. Faccio un esempio molto semplice sul ponte di Via Maganza, dove è stato chiesto dalla soprintendenza un abbassamento del ponte che è stato recepito. Analizzeremo poi se tutto il lavoro corrisponde alle osservazioni del Consiglio Comunale e sarà questo il lavoro dell'amministrazione, cioè controllare l'operato di RFI e IRICAV rispetto al progetto preliminare originario, che rimane la base dello sviluppo progettuale. Entro ottobre le osservazioni saranno mandate a Roma, l'istruttoria sarà poi sviluppata nelle commissioni preposte e nell'amministrazione comunale. La TAV procede spedita, il futuro si avvicina. Dai treni alle strade, le autostrade spesso intasate proprio in questo periodo, ci sarà il controesodo già questo weekend, ma poi anche soprattutto il prossimo. Ebbene, CAV, la società che gestisce il passante di Mestre, ha lanciato questa campagna, ne vediamo la locandina, By Your Side, dalla tua parte, viaggia sicuro, guida sicuro, offrendo appunto il caffè nelle ore notturne da mezzanotte alle 5. Ebbene, sono stati più di 4.050 i caffè serviti gratuitamente ai viaggiatori notturni della A4 nell'ultimo mese, un successo superiore agli anni precedenti, tanto che la concessionaria ha deciso di prolungare l'iniziativa fino alla fine di agosto, aggiungendo anche i due principali weekend del controesodo, quindi sabato 20, domenica 21, sabato 27, domenica 28 agosto. Chi si fermerà di notte nelle aree di servizio CAV avrà appunto questo caffè gratuito per restare sveglio e guidare dunque in sicurezza.
Parliamo di animali strani, esotici, insomma in questi giorni le nostre cronache locali se ne sono riempite, a cominciare da questo pitone trovato nel cimitero di Crespano del Grappa. Correte, c'è un pitone in cimitero. E questo più o meno il tenore della telefonata ricevuta nella mattinata dal comando della polizia locale dell'Unione Montana del Grappa. Qui è stato segnalato un grosso serpente nel cimitero di Crespano. Fra pantere e altri animali fantastici capita spesso sotto Ferragosto che qualcuno prenda, scusate il gioco di parole, il proverbiale granchio, scambiando un biacco, volgarmente detto scarbonasso, per un'esotica serpe. Stavolta però il pitone c'era e come, e se lo sono trovati davanti gli agenti dell'Unione Montana quando sono arrivati nel cimitero di Crespano. Il serpente, lungo oltre 1 metro e piuttosto vispo secondo i testimoni, ha tentato di sottrarsi alla cattura anche se non si è mai dimostrato aggressivo. Sul posto è giunto anche un veterinario dell'ULS 2 in arrivo da Asolo e l'animale è stato preso in custodia. Ora sono in corso le verifiche per capire da dove sia arrivato e se abbia addosso una piastrina di riconoscimento o un chip. Secondo le prime ipotesi pare che possa essere scappato da un'abitazione dei dintorni o che qualcuno possa essersene sbarazzato. Era citata nel servizio appunto la cosiddetta pantera che da qualche giorno è stata avvistata, segnalata sulle sponde del Brenta, Cartigliano, Tezze, Pozzoleone, animale di grosse dimensioni, un grosso felino. Dopo l'invito precauzionale da parte del comune che appunto ha svuotato anche le spiaggette del Brenta, i cittadini si dividono tra quelli che hanno paura e quelli che invece non ci credono. Siamo qui alle cave di Cartigliano, come vedete alle mie spalle c'è il fiume Brenta, perché in questa zona qualche giorno fa è stato avvistato un animale di grossa taglia, probabilmente un felino, avvistamento che ha creato preoccupazione e allarme anche per quanto riguarda l'amministrazione comunale, che con un messaggio su Facebook ha voluto invitare la cittadinanza comunque a prestare attenzione. Dicono che sia una pantera. Secondo lei che animale è? Non lo so, io pratico abbastanza il Brenta, non è che abbia suggezione, paura o meno. A me non sembra insomma che ci siano animali del genere. Una farsa. Per me è una farsa comunque. E doveva aver trovato qualcosa, penso, no? Qualcosa. Se qui, come si chiama, i carabinieri della Venetoria, che doveva aver trovato qualcosa. Non lo so. Ha paura? No. Mica penso che sia una roba vera, perché tanti dicono, uno aveva detto che può essere un musetto, non può essere un asino. Lei non andrebbe tranquilla quindi lungo il Brenta? No, assolutamente. Va bene che sono messa così che non posso fare tanta strada, però non da lì, no. Perché anche se siamo in 2, che me lo vedo davanti, non so cosa che mi viene un colpo. Un po' di timore si ha, insomma, ecco. Ma secondo lei è una pantera veramente? Ma hanno detto un felino, adesso i felini ce ne sono di varie razze, adesso non so cosa potrebbe essere, ecco. Sarà chiuso in casa comunque, per non sbagliare. Ho visto per televisione che hanno detto che bagnanti in Brenta non ce ne sono più, segno che ha messo paura, insomma, ecco. Ha paura? No, assolutamente. Lei crede a questo avvistamento? Secondo lei può essere che ci sia? Io di 2 persone che l'hanno avvistato, io ci credo. E secondo lei è pericoloso? Questo non saprei dirle perché è sempre un animale esotico, sai, gli animali che vengono dall'Africa, da altre parti dei posti esotici, e secondo me deve stare una pantera, un ghepardo. Ma da dove è arrivata nel caso questa pantera, questo ghepardo? Secondo me può essere o scappato da una persona di casa oppure anche da un circo, se c'è qualche circo qua nei dintorni oppure un po' fuori da qua. Tutte le estate viene fuori sempre qualcosa di nuovo, viene fuori canzoni dell'estate e anche queste cose qua, io non ci credo. E invece ci sono arrivate delle documentazioni fotografiche che adesso stiamo verificando, però sembrano attendibili, proprio con un dettaglio di questo animale. Ripeto, stiamo verificando la fonte, le foto, la testimonianza, e questa sera nel TG Bassano, insomma, saremo in grado di mostrarvi in esclusiva questo animale che un nostro telespettatore è riuscito a fotografare anche abbastanza nel dettaglio. Restiamo a Bassano
Della questione della zona di San Lazzaro, tanti alleati alla lotta per salvare l'ultimo polmone verde della città, e tra questi ci sono anche molti giovani. Questa non è soltanto una zona verde di Bassano, questo è una pietra preziosa, è un smeraldo. Questo è un smeraldo, è la nostra cintura verde intorno alla città. Non è ancora finita la battaglia dei residenti del quartiere San Lazzaro, un esercito di persone ancora armate di fiducia e speranza che a gran voce invocano il dietro dell'amministrazione comunale per il maxi progetto che presto potrebbe cambiare il volto di centinaia di metri quadrati di campagna bassanese. Al posto di campi verdi e coltivati, capannoni, asfalto e cemento. Questa è una battaglia non solo dei residenti, è una battaglia di tutti. È una battaglia di tutti, è sentita da tutti. Mi commuovo pensando che quando raccogliamo le firme anche ai mercati la gente viene spontaneamente e tutti quanti la pensano così e tutti quanti sentono il problema, perché il clima stesso ce lo sta dicendo ogni giorno. È ora di fermarci, di cambiare. Fermarci e cambiare, a dirlo la natura ogni giorno a suon di temperature record e siccità, ma anche loro, i giovani della città, in prima linea in questa battaglia per salvare l'ultimo polmone verde di Bassano. Tanti giovani vengono a filmare, tanti giovani si informano tramite i social. E questa è la nostra risorsa. Che cosa vuole dire un ultimo messaggio all'amministrazione comunale? Solito di mettersi una mano sul cuore, non c'è altro. Penso sì, c'è bisogno di fabbriche, capannoni, ma ci sono centinaia di migliaia di fabbriche dismessi qui intorno. E ce ne sono per tutti i gusti, dai più piccoli ai più grandi. Riqualificare quello sarebbe la svolta di una città, di un comune, di una regione. E qui inciso sul suolo un messaggio importante, un messaggio che San Lazzaro urla a gran voce. Cosa? Molto importante, no cemento. Torniamo per un attimo a Belluno, perché entra in vigore oggi l'ordinanza annunciata nei giorni scorsi dal sindaco Oscar De Pellegrin di spegnere anche le luci all'interno delle due gallerie in zona Lambioi. Già dalle 2:30 alle 5 vengono spenti 6.400 punti luce della città. Si è appunto deciso anche di spegnere le gallerie, le luci. Dal comune fanno sapere che questa decisione porterà ad un risparmio di 100.000 euro all'anno. Ancora a Bassano, vandali al capitello della Madonna di Pompei in località Schiavon, rotto il vetro, distrutti i vasi di fiori e le contrade si arrabbiano. Ferragosto amaro per i residenti di via Roncaglia di Sopra a Schiavon, dove è stato sfregiato il capitello dedicato alla Madonna di Pompei. A darne notizia sono gli abitanti della zona immersa nella tranquilla campagna della Pedemontana, che qualche notte fa hanno udito distintamente un rumore di vetri infranti. Qualcuno si era infatti scagliato con violenza contro il capitello, rovesciando pure i vasi di fiori posti dalle mani dei fedeli in questo periodo di devozione verso la Vergine Maria. L'atto vandalico ha suscitato fra i residenti delle contrade Roncaglia e Pasubio e in tutto il paese un forte sentimento di sdegno e rammarico, ma è già partita la gara di solidarietà per rimettere a nuovo il capitello. Ovviamente Schiavon è Schiavon, la sua identità non è Bassano, mi scuso per l'imprecisione. Se non si interviene quanto prima, le imprese turistiche rischiano di essere messe in ginocchio. Questo è il grido d'allarme del presidente dell'Associazione Iesolana Albergatori in merito all'aumento delle bollette. Sono arrivate le bollette e a dire la verità siamo veramente incazzati. Scusate il termine, però vediamo degli aumenti stratosferici e non li giustifichiamo. Il grido d'allarme del presidente dell'Associazione Iesolana Albergatori è chiaro. Non riusciamo a capire come il kilowatt sia passato da 0,10 a 0,40 e questo ci preoccupa particolarmente perché abbiamo visto arrivare bollette che abitualmente erano intorno agli 8-9 mila euro, siamo arrivati anche a 30 mila euro, ripeto, aumenti del 300-330% in media, ci sono stati aumenti anche del 600%, abbiamo piccole realtà che probabilmente compravano meglio elettrica l'anno scorso e che quest'anno si sono ritrovate avere aumenti anche del 600% e questo dati alla mano che siamo sempre in grado di fornire in qualsiasi momento. Questo a fronte di una stagione straordinaria. L'associazione chiede un intervento sul credito d'imposta.
Lo Stato ci ha concesso un credito d'imposta del 15%, noi reputiamo che sia irrisorio questa percentuale, chiediamo un aumento anche perché non è stata ridotta l'IVA sull'acquisto di energia elettrica, è rimasta al 22%, mentre sappiamo benissimo che sul gas è al 5%. Per lo Stato vuol dire un introito eccezionale visto questi aumenti e su questo chiediamo che ci sia un intervento. Noi lo rivolgiamo a tutti gli organi dello Stato, ma in particolare ai candidati che si presenteranno con le prossime elezioni nei vari seggi della nostra circoscrizione, ma anche a livello nazionale. Insomma, questo è un problema che non riguarda solo Jesolo, riguarda tutti gli albergatori d'Italia. Queste richieste infatti verranno formalizzate a Federalberghi Nazionale, che si spera agisca quanto prima, visto che il rischio chiusura per molte aziende è dietro l'angolo. Oltre all'aumento energetico ci sono anche tutti gli altri aumenti, ricordiamoci l'alimentare, ricordiamoci la lavanderia, ricordiamoci la penuria di personale. Certi albergatori iniziano veramente ad essere stanchi su questi problemi e quando poi chiuderanno i bilanci probabilmente questa stanchezza si trasformerà in grande amarezza e in scelte che possono portare anche alla chiusura. Abbiamo letto in questi giorni anche di una bolletta quasi milionaria che è arrivata ad un imprenditore, ma ce n'è arrivata anche un'altra segnalazione che adesso cerco di recuperare proprio per quanto riguarda le bollette. Eccoci qui, alla casa di riposo di Asiago, anche qui c'è stata un'impennata dei costi. Nel primo trimestre 2022 la spesa per il gas è più che triplicata, quindi la conferma di quanto dicevano da Jesolo, passando da circa 6.000 euro del primo trimestre 2021 a oltre 19.000 euro, sorte del tutto simile per l'energia elettrica che passa da 6.000 a 12.000 euro tra il primo trimestre dell'anno precedente e lo stesso periodo dell'anno in corso. Dunque situazione difficile che, a quanto tutti dicono, andrà addirittura a peggiorare con l'arrivo dell'autunno e con le nuove tariffe che scattano dal 1° ottobre. Qualche tempo fa ci eravamo occupati dei vecchi lavatoi oggi abbandonati a Vicenza. I cittadini ci avevano chiesto di recuperarli e dopo i nostri servizi ci sono delle novità. C'erano una volta i lavatoi, un tesoro antico da recuperare, una tradizione che appartiene alla nostra storia, alla nostra cultura, all'architettura delle nostre città. Ci sono tracce di questi lavatoi in tutto il Veneto, anche a Vicenza. Questi lavatoi nascono intorno agli anni 20 per aiutare le massaie, case popolari che stanno proprio qui alle mie spalle, a lavare i vestiti e le cose di casa. Poi diverse generazioni vengono qui, un luogo non solo di igiene ma anche di socialità. Luoghi di socialità da recuperare e a cui restituire la loro vocazione. Per questo noi di Rete Veneta con i liberi pensatori avevamo lanciato un questionario sia cartaceo che online da cui era emerso rivediamolo. Prima domanda era: conoscete i lavatoi di quartiere? Ebbene, il 75% dei vicentini conosce abbastanza quei luoghi. Poi la seconda domanda era di quali interventi urgenti abbisognano i lavatoi, e chiaramente la risposta è stata la ristrutturazione. Il 75% dei cittadini di Vicenza hanno votato per la ristrutturazione. E poi la terza domanda era: quale futuro per i lavatoi? Abbiamo fatto questa proposta, un museo di quartiere dove attraverso delle foto raccontare la storia dei luoghi del passato, la storia dei luoghi dove vengono i nostri genitori e i nostri nonni. Quindi ora andremo da chi di dovere a presentare questi risultati e a far valere le vostre opinioni. E come promesso, noi di Rete Veneta avevamo portato questa proposta alle autorità competenti. Oggi finalmente ci sono novità. Quali? Ce le racconta l'assessore competente Mattia Ierardi. Avevamo preso un impegno, anche grazie alle segnalazioni di Rete Veneta, di intervenire e recuperare i lavatoi. Un primo segnale c'è. Inizieremo con il lavatoio di Maddalena recuperandolo e ridonandolo al quartiere. Diventerà un punto di aggregazione con panchine e tavoli da restituire alla cittadinanza e poi in futuro cercare di trovare anche soluzioni alternative di ricordo della sua funzionalità.
Per quanto riguarda invece il lavatoio di Via Imperiali, la struttura non era più stabile, è stata abbattuta e questo permetterà poi anche un intervento di messa in sicurezza del ponticello che era sotto il lavatoio, dando una risposta al quartiere di piena sicurezza e fruibilità dell'area. Insomma, a Maddalene l'antico lavatoio verrà recuperato e l'idea è quella di creare un piccolo museo a cielo aperto di quartiere, come chiesto dai cittadini che hanno partecipato al questionario di Rete Veneta e dei liberi pensatori. Una volta recuperato, data la fruibilità e restituito alla cittadinanza, con la cittadinanza stessa cercheremo di trovare una soluzione, magari recuperando anche qualche vecchia foto dell'utilizzo e magari creare un piccolo museo che possa spiegare alla cittadinanza e alle nuove generazioni qual era la funzione del lavatoio originale. Benissimo, e noi aspettiamo di vedere per credere. Finché il recupero del lavatoio non sarà concluso, la questione per noi non finisce qui, ma continua. E dunque vicenda che continueremo a seguire ovviamente nel TG Vicenza ogni sera alle 19:15. Vi invito dunque a continuare a seguirci. Contattateci anche come sempre con SMS WhatsApp, lo trovate in sovraimpressione 340 321 8379, oppure come sempre anche via mail bassano@reteveneta nel nostro caso, oppure sui siti delle nostre emittenti del nostro gruppo editoriale trovate poi contatti delle redazioni territoriali a seconda di dove vi trovate, di dove risiedete. C'è una zona, Viale Divisione Giulia, che ha bisogno però di disinvestazione. Vediamo. Ho chiamato Rete Veneta perché sono molto gentili e almeno ci ascoltano un po', perché noi cittadini siamo così talmente inutili tra poco. Comunque gentilmente sono usciti e per fortuna almeno adesso possiamo aver voce. Qui ci sono le zanzare che ci mangiano le gambe, i piedi, cioè almeno una disinfestazione. La segnalazione della nostra affezionata telespettatrice, la signora Daniela, che ringraziamo, arriva dal quartiere di Santa Bertilla. I condomini di Viale Divisione Giulia sono ostaggio degli effetti del degrado e dell'incuria di una proprietà privata di notevole pregio storico-culturale. È tutto un abbandono, i proprietari non gli interessa niente e invece lì c'è una villa abbandonata dove vivono persone dentro. La villa è allora soggiorno? La villa è quella dentro alle piante che non si vede da qua, perché è nascosta, nessuno lo sa, però c'è. Qui c'è la storia. È stata un soggiorno di Santo Ignazio di Loyola di Vicenza. Quindi è un problema su più aspetti, no? A zanzare le prime. È storico. Ed è anche di ordine pubblico. È ordine pubblico perché questa villa è stata presa abusivamente da sbandati e dentro ci vivono. E lì ci sono stati anche dei litigi. Qui hanno provato a dar fuoco. Chi allora? Non si sa perché non abbiamo visto. È anche un problema perché se prende fuoco. Sì, appunto. Se il vento, i pompieri difatti sono usciti per fortuna e hanno detto che se il vento andava in qua verso il boschetto era un danno perché ci sono anche i fili della luce, c'è i condomini, ci sono i poggioli. Abbiamo capito quindi che la situazione è complicata e le diverse problematiche vanno segnalate a specifiche autorità competenti. Per cominciare raccogliamo l'appello rivolto all'amministrazione comunale. Noi chiediamo per favore al Comune di Vicenza di intervenire almeno sul problema zanzare, perché non si può passeggiare e non si può sostare perché ci sono varie signore anziane che dalla strada principale vanno a casa, ci mettono mezz'ora e vengono mangiate le gambe dalle zanzare. Per favore fate un intervento straordinario perché almeno da disinfettare le zanzare. Bollette in aumento, come abbiamo raccontato prima, inflazione in aumento, siamo a numeri che non si vedevano dagli anni 80, impoverimento dunque questo di conseguenza perché si riesce a comprare meno di quanto si comprava fino a pochi mesi fa o sicuramente all'anno scorso. Si impoveriscono i pensionati, gli anziani, soprattutto le persone sole che magari hanno la pensione minima, ma si impoveriscono anche i giovani. Vediamo.
Giovani, lavoratori ma più poveri. Gli stipendi degli under 30 sono più bassi degli over 65 impiegati. L'analisi per il Padovano arriva dall'elaborazione dei modelli 730 pervenuti ai CAF della CISL, che ha rilevato come negli ultimi 3 anni i giovani hanno perso 3.000 euro circa di reddito medio complessivo, mentre i redditi degli over 65 sono rimasti più o meno stabili. Molto dipende dalla pandemia, che ha cambiato le regole del mercato del lavoro, spiega il segretario CISL di Padova e Rovigo, e dal precariato sempre più diffuso. Continuare col precariato e andando avanti per questi giovani, che poi sono anche quelli più deboli all'interno del lavoro, e soprattutto con contratti anche part-time, questo fa sì comunque che ci sono stati molti meno soldi. Tenendo presente però comunque che soprattutto nel 2020, anche col lockdown che ci ricordiamo tutti, c'è stato anche un utilizzo massiccio, doveroso peraltro, di casse integrazioni e FIS col blocco dei licenziamenti, quindi comunque si prendeva meno. Quindi però questo trend sta continuando anche nell'anno successivo, in quest'anno, quindi quella è la preoccupazione, che non si riesce a invertire. La pandemia non ha solo aumentato il divario salariale di genere, ma anche quello generazionale. Secondo la CISL, molto ora dovrà fare la politica, a cui si chiede un maggiore interessamento in questa campagna elettorale agli interventi sul mondo del lavoro. In Italia si parla tanto di salario minimo. Non è un problema di salario minimo, è un problema di questione salariale sul salario povero, perché ci sono tutti, tra virgolette, voglio dire escamotage, ma c'è tante possibilità, tipo con tirocini, stage, anche creazione di partite IVA ad hoc per mascherare il lavoro, in realtà il lavoro indeterminato ma dipendente, e questo noi dobbiamo contrastare. Da notizie non proprio allegre come queste, invece, a un festeggiamento, un'altra centenaria, stavolta a Marostica. Festa grande a Marostica, dove c'è una nuova centenaria. Si tratta di Maria Barichello, che stamani ha soffiato sulle 100 candeline assieme ai parenti, agli amici più cari e ai sacerdoti della sua parrocchia. Il sindaco Matteo Mozzo ha partecipato alla festa, portando a Maria gli auguri e l'affetto di tutta la comunità marosticense. L'anziana donna ha gradito le visite e ha potuto festeggiare con la sua lucidità e una grande energia questo invidiabile traguardo. E ancora auguri anche da parte nostra. Gli ultimi secondi li dedichiamo allo sguardo al bollettino di oggi di Azienda Zero per quanto riguarda il Covid. Continua la discesa degli attualmente positivi, siamo a meno di 55.000, oggi 54.905, 3.477 i nuovi casi registrati ieri, quindi un numero sempre in calo rispetto ai giorni precedenti. Vediamo se calano anche restano sostanzialmente stabili i ricoveri rispetto a ieri, più 2 sia in area medica che in terapia intensiva, 9 però i decessi, che è un numero ancora piuttosto alto. È tutto allora per questa edizione di Focus TG, torniamo domani a mezzogiorno puntuali con altre informazioni, questa sera 18.50 TG Bassano, 19.15 TG Vicenza. Grazie per averci seguito, buona giornata.